Ciao amici di Generazione Non Stop, oggi siamo qui con Giusy Giunta che si occupa dell'arte di intaglio di frutta e verdura. Ciao Giusy, da cosa nasce questa passione per quest'arte? Diciamo che quest'arte mi ha sempre affascinata. Tutte le volte che mi capitava ad esempio di partecipare a banchetti, matrimoni, restavo incantata davanti alle sculture che presentavano i ristoranti. Hai semplicemente frequentato la scuola alberghiera oppure un corso più specifico per questo tipo di arte? Infatti è un corso che ho frequentato a Roma quest'estate. Perché questa materia non viene insegnata agli istituti alberghieri. Anch'io pensavo fosse così, invece no. Hai già avuto modo di esporre queste tue creazioni? Sì, ho collaborato con diversi ristoranti della zona, ho creato qualcosa per le feste private. Sì. Di che tipo di strumento ti servi per realizzare questi lavori? Lo strumento che si usa per realizzare questi lavori è semplicemente questo coltellino e tanta fantasia. Quella ce ne vorrà tanta. Però appunto sembra strano, ma con questo si riesce a fare tutto quello che vedete. Quindi anche non ci altro. Sono macchinari, non c'è nient'altro, solo questo coltellino. Assolutamente. Quanto tempo impieghi in genere per una creazione di queste? Per esempio per un bouquet? Quel bouquet in particolare, quello con le roselline, stai parlando? Sì. Quello attorno alle 3 ore, perché appunto viene scolpita la rosellina pezzo per pezzo e più giri e quindi impieghi 3 ore abbondanti, sì. E quali frutti si prestano maggiormente alla lavorazione? Tutti i tipi di frutta vengono intagliati, possono essere scolpiti. È quello più difficile magari da lavorare? La zucca direi, perché ha una scorza abbastanza dura. Più dura. Per esempio, come ti è nata l'idea di creare questo pinguino? Da una melanzana mi sembra. Appunto, già la forma ispira a questo tipo di animale. Poi io personalmente l'ho adottato come portafortuna, è simpatico e quindi... Ma le capita per esempio mentre cucina avere una richiesta particolare dai suoi familiari della realizzazione di qualcosa? Dei miei familiari stretti proprio no, dagli amici sì, molto. I tuoi figli, magari hai dei figli? Sì, ho 2 figli. Cosa pensano di questo tuo mestiere? Diciamo che un po' mi prendono in giro, poi mi apprezzano. Giusy, allora io so che non è il momento, magari ti metto un po' in difficoltà, però vorrei vedere un po' la realizzazione di queste cose. Me la fai vedere per favore? Perché io non ci credo che tu queste cose le fai da sola, con questo coltellino. Secondo me le compri già fatte e poi ce le fai vedere. Ti stupisco subito. Davvero, che bello. Amici, guardate. Psycho cat. Me and the cats will cruise the strip. 49 will rocket ship. Not far gonna pick you up. Ride you till the sun goes up. With a bop. Allora dimmi Giusy, ma per caso fai anche le composizioni sulla frutta magari più grande? Per esempio d'estate l'anguria è più grande. Sì, sicuramente. E poi diciamo che le composizioni più importanti vengono assemblate tutte queste piccole realizzazioni che oggi ho diciamo realizzato così sono una piccola parte, diciamo. Vengono assemblate per creare quelle più grandi e poi quella più grande in assoluto è la zucca che viene lavorata, le zucche quelle gialle. Sì. Giusy, raccontaci, quando uno chef ti contatta, in base a cosa ti chiede di realizzare le tue composizioni? Certo, è importante l'evento, un matrimonio è diverso da un battesimo, una laurea e quindi in base all'evento da festeggiare si crea la composizione più grande nei banchetti da matrimonio, con più frutta assemblata. In estate campeggiano le angurie,
nei battesimi richiedono molto il pinguino. Qualcosa più perché- spiritoso, infatti, dipende Dall'evento. da ciò che si vuole festeggiare, sì. E a questo punto non ci resta che dire che chiunque è interessato a queste realizzazioni può chiamare e lei è a disposizione e lavorerà per voi. Allora Giusy, ti salutiamo, grazie per la tua disponibilità, la tua professionalità e bravura. Saluto a tutta la generazione Non Stop da Tecla. Out of E your Eliana. Ciao a tutti! seat, into the street, make with your feet, or read. If you're PVT, your duty is to salute the LIEUT. Quindi per le vostre feste o per le vostre cene chiamate. Tu sei giunta? Questo numero! Bella! Ciao, generazione staff! Ancora Tecla. Sì. È così. È così, Ricciot, è così. Facciamo la risposta, dai. Aspettate, mi concentro. Giusy, raccontaci un po'. Già, ora basta. Tirale fuori. Che domande. È psicologo. Vedendo il tuo lavoro. L'altro è bello. Studio degli istituti. Alberghieri? A specifico per questo tipo No, Fuori onda, fuori onda. appunto, il tempo è Ancora Tecla. Sì. Di Giusy non do. Questo servizio non. Ora mi ricordo di Ferrari. Possiamo chiedere. abbastanza. Viene più. Manco io so che.